Lendinara, affascinante cittadina della provincia di Rovigo, come innumerevoli altri luoghi della bella Italia, esibisce nella sua architettura pregevoli testimonianze artistiche riferite a diverse epoche passate. Tra queste spicca Villa Cadolfin Marchiori, in particolare per il suo pittoresco parco sapientemente curato dai proprietari e spesso offerto alla visitazione in occasione di eventi organizzati a scopo culturale. Tale disponibilità, particolarmente apprezzata dall'amministrazione pubblica, offre l'opportunità di favorire l'azione didattica alle agenzie dedite all'istruzione e soprattutto di ampliare la conoscenza globale dei cittadini, stimolati così a pensare come possibile uno sviluppo economico in ambito turistico ispirato alla valorizzazione del patrimonio artistico. Oggi investire in cultura paga, non solamente in termini di natura spirituale. Siamo nel giardino storico di Cadolfin a Lendinara. Alle mie spalle c'è la storica villa Cadolfin Marchiori e attorno ad essa si sviluppa già da metà Ottocento un ampio giardino, un giardino che ormai ha una sua consolidata storicità. È uno dei luoghi di maggior interesse per chi si avvicina, per chi visita Lendinara. Un luogo che è possibile scoprire sia nella stagione primaverile che in quella autunnale. Un giardino che ha la sua suggestione non solo nel fascino dei teatri vegetali, delle architetture che sono disseminate in quest'area, ma anche per le frequentazioni che ha accumulato in questo secolo e mezzo di storia. C'è una vicenda e una stagione in particolare che proprio quest'anno si vuole ricordare, l'epoca in cui questo giardino era abitato dal critico d'arte Giuseppe Marchiori e fu teatro di numerosi incontri con gli intellettuali, gli scrittori e soprattutto gli artisti con cui fu in contatto per buona parte del Novecento. Se il giardino può ormai vantare 150 anni di storia, ben più in là nei secoli affondano invece le vicende della villa, di quella che è conosciuta come Cadolfin da ogni lendinarese. È un nome che già indica delle origini ben precise. Questa architettura nasce nella Lendinara di fine Cinquecento ed ha come committenti una famiglia di origini veneziane che proprio in quel secolo aveva cominciato ad investire sempre più soprattutto nella proprietà terriera nei dintorni di Lendinara, ed è sul finire del XVI secolo che questa famiglia veneziana dei Dolfin decide di erigere una villa di rappresentanza in questa cittadina polesana. Cadolfin Marchiori è il cuore della nostra città. Cadolfin, il nostro giardino romantico, penso che sia veramente il sunto di cosa era Lendinara, di cos'è e di cosa vorrebbe diventare per i nostri ragazzi. Io da assessore al turismo, assessore alle attività promozionali, assessore alla pubblica istruzione, mi domando perché non possiamo valorizzare con la nostra presenza e con le nostre attività questo giardino. Lo facciamo durante l'anno scolastico, lo facciamo durante le iniziative estive e lo facciamo anche d'inverno, spiegando perché da qui è partita tutta la nostra Lendinara. Lendinara, l'Atene del Polesine, non è solo un concetto di passato, è un concetto che porta alla bellezza. Ecco perché i nostri ragazzi vogliono venire qui dentro e dobbiamo crescere fin da piccoli pensando che questo è il loro territorio ed è anche il loro giardino. Quindi il fatto che l'ingegner Marchiori e la sua famiglia ci permettono di poterlo visitare sicuramente ci dà un orgoglio grandissimo, perché loro per primi si sentono lendinaresi e loro per primi sanno cosa vogliono vedere i lendinaresi. Questo giardino stupendo dedicato al romanticismo per i grandi, ma dedicato anche all'ambiente per i piccoli e per gli scout, ha dimostrato nel tempo di poter fare diverse attività.
Insieme al WWF abbiamo scoperto quanti tipi di pipistrelli ci sono in mezzo a questa natura, la bontà e soprattutto la precisione dell'ingegner Marchiori e l'amore che ha verso la natura permette anche di distinguere diversi tipi di uccelli, diversi tipi di animali che vivono all'interno di questo paradiso lendinarese. Di conseguenza i bambini, con le visite guidate, con l'orienteering fatto insieme alla Regione Veneto e alle attività sportive, viene vissuto tutti i mesi dell'anno, e posso dire che è veramente un orgoglio per la nostra città riuscire a rendere sempre più aperto, con le porte ovviamente di questo giardino stupendo, anche alla fantasia della nostra Lendinara, perché il giardino non è solo giardino sotto l'aspetto botanico, è un giardino, è un nostro simbolo che insieme al campanile di Lendinara rende questa città sopra i territori e sopra i confini della provincia di Rovigo. Cadolfin sembrava essere, diciamo, una perla, comunque una cosa isolata nel contesto lendinarese. Invece Cadolfin è diventato uno dei punti di riferimento, quindi la visitazione in città a Lendinara non è solo collegata a Cadolfin, anche se Cadolfin è diventato da tempo il trampolino di lancio, diciamo, di una idea della città ospitale di Lendinara in contesto provinciale, quindi chiaramente in un'area più vasta, ma Lendinara che ha delle particolarità, delle peculiarità, delle caratteristiche forti che può calamitare in città una visitazione sempre più crescendo. Quindi questo programma visitativo, che è la spina dorsale dell'idea di Lendinara città ospitale, trova non solo attraverso questo parco, questo luogo storico, questo momento, ecco, della memoria che viene riproposta e rilanciata, ma insieme al Museo del Risorgimento, insieme al Teatro Ballarin, insieme alle nostre piazze, insieme al percorso visitativo delle 7 chiese, nell'insieme di questa città di 12.000 abitanti che si scopre non essere più solo la ex Atene del Polesine, ma comunque un punto di riferimento per una visitazione crescente. A questo hanno risposto anche i lendinaresi, perché qualche anno fa, ad esempio, non c'era nemmeno un posto letto a Lendinara. Oggi invece bed and breakfast, altre iniziative stanno crescendo, c'è capacità di ospitare gente che viene da fuori, quindi è una mentalità che sta cambiando, è un concetto che anche le nostre attività commerciali devono respirare. Quindi questa idea di Lendinara città ospitale, che a qualcuno fa ancora sorridere perché sembra quasi uno scioglilingua come ragionamento, come impostazione, invece è semplicemente un'idea di un momento culturale che sta riappropriando, che sta, come dire, impermeando, ecco, sta entrando nel vigore della città che sta riscoprendo le proprie caratteristiche. E noi amministratori cosa resta? Resta il compito di seguire questa cosa, di creare le condizioni migliori per questa cosa, non essere noi i tenutari, i depositari di questa cosa, ma fare in modo che questa cittadina possa riscoprire attraverso le proprie potenzialità, senza aspettare miracoli dall'esterno, per rilanciare e ad avere un presente, ma soprattutto un futuro certo, basato sulla cultura, quella cultura che sembrava essere una cosa marginale, la Cenerentola. Io, quando ho distribuito le deleghe 4 anni fa, è anche una cosa simpatica da ricordare, ho tenuto per me la cultura, perché già pensavo e vedevo la cultura strumento di rilancio del paese, quindi non più quella cosa così che si scopre ogni tanto come per declinare, per fare un po' di figura, di immagine in qualche manifestazione così estemporanea, invece la cultura che diventa il palinsesto per un programma che sappia rilanciare la città. Quest'anno, il 2018, ha un elemento in più per rafforzare l'interesse di questo giardino del palazzo qui alle mie spalle. Ricorre un anniversario particolare, 70 anni da una storica edizione della Biennale d'Arte di Venezia, quella del 1948. È una biennale in cui fu protagonista proprio quello che all'epoca era padrone di casa, Giuseppe Marchiori, critico d'arte che ha attraversato con i suoi interventi quasi tutto l'arco del XX secolo, ma che ha avuto il suo momento di consacrazione a livello internazionale proprio in quell'edizione della Biennale. È stato lui a radunare un gruppo di giovani artisti che per la prima volta hanno ripreso un dialogo con l'arte e il linguaggio figurativo europeo. Per la prima volta l'Italia dialogava alla pari e usciva da un isolamento in cui inevitabilmente era stata confinata nei decenni precedenti. Quell'appuntamento, quell'esposizione della Biennale in cui debuttò questo raggruppamento chiamato Fronte Nuovo delle Arti,
lo vogliamo ricordare perché abbiamo le potenzialità per farlo. Qui a Lendinara, presso la Cittadella della Cultura, si conserva il suo archivio, l'archivio di Giuseppe Marchiori, ed è proprio attingendo a quel materiale, agli scritti autografi, alle fotografie, che vogliamo ricostruire questa vicenda. Lo stiamo facendo avviando anche confronti, consulenze, dialoghi importanti, sia sul versante accademico. Abbiamo docenti dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dell'Accademia di Belle Arti, e anche da un punto di vista di istituzioni museali. Già a partire dai primi mesi del 2018 l'amministrazione comunale di Lendinara ha avviato un dialogo che si sta facendo sempre più corposo ed interessante con quello che è forse l'istituto museale più prestigioso e quello di maggior levatura internazionale di Venezia, la collezione Peggy Guggenheim. C'è un legame particolare che lega la fondatrice di quella collezione e Giuseppe Marchiori. La Biennale del 48 rappresentò per entrambi una sorta di debutto. Per Marchiori il Fronte Nuovo delle Arti e il suo gruppo di giovani artisti italiani. Per Peggy Guggenheim fu la prima volta di esporre la sua collezione d'arte d'avanguardia.